Dunque Eluana se n'è andata e anche la Marca si spacca sul caso Englaro, una vicenda che divide le coscienze dei trevigiani, lacerate fra le ragioni del diritto alla vita, sempre e comunque, e le motivazioni dell'opposizione all'accanimento terapeutico, quando la speranza si è esaurita. Un calvario straziante che ci ha trovati impreparati, secondo il vescovo Andrea Bruno Mazzocato, che dedica il suo primo pensiero alla donna e alla sua famiglia. Sentirsi vicini con l'affetto e con la preghiera, credendo che questo suo finire, che è stato come è stato, al di là delle polemiche, è il suo passaggio verso una vita eterna. Alla politica invece il pastore della diocesi di Treviso rivolge un rimprovero. Io ho l'impressione che il segno di civiltà sarebbe quello di vivere le vicende umane, quelle più delicate, più sofferte, ecco, con un po' di più toni abbassati e un po' di più cuore, senza per questo evitare di porci i problemi che queste situazioni suscitano. Per Monsignor Mazzocato, la giovane lascia in eredità la pesante responsabilità di trovare le forme e le leggi per rispettare e sostenere la dignità e la vita di tanti malati. Questa vicenda ha comunque evidenziato un vuoto legislativo e quindi in qualche modo da affrontare, penso, come il Parlamento si era avviato a fare. Forse adesso potrà essere affrontato in maniera un momentino più pacata, mi auguro. Senza polemiche ideologiche, almeno adesso che Eluana se n'è ormai andata.